Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Alla Riga Monticepi va in scena il derby tra Lecco e Como dopo il 3-0 dell'andata. Il Lecco insegue in classifica, il Como appaiato alla Renate in serata in vetta al girone. Lecco di Capitan Malgrati che mister D'Agostino schiera con Mangni, Iocolano e Capogna, un 3-4-3 di fatto, un 3-4-2-1 a differenza del match di mercoledì con Alessandria. Lecco che però mostrerà grandissima trazione offensiva, grande voglia e qualità in questa partita importante. Subito Como in avanti al quinto minuto, pallone spizzato, arriva Gatto che se lo porta sul destro, la grandissima parata di Pissardo dopo 5 minuti a salvare la porta del Lecco. La prima conclusione di Gatto per gli ospiti sarà anche la più pericolosa della partita dei comaschi, dice di no il portierone bluceleste. Dall'altra parte al settimo il calcio d'angolo che diventa insidioso, è costretto Facchin a intervenire sul calcio d'angolo di Foglia che diventa dopo un rimpallo estremamente pericoloso per il portiere del Como. Lecco continua a giocare, produce gioco con qualità. Seliak, il cross sul secondo palo, arriva con il colpo di testa Azzi all'esordio in maglia bluceleste dal primo minuto, che si dimostra veramente un acquisto azzeccato per la squadra di D'Agostino. Arriva coi tempi giusti, azione dall'esterno di destra all'esterno di sinistra, poi Kautz, una progressione palla al piede fenomenale, Iocolano sulla destra, limite dell'area, forte teso dentro, Crescenzi combina il disastro, il patatrack del Como, l'autogol, il Lecco in vantaggio, grandissima progressione di Kautz e poi Iocolano nel bene e nel male, sempre decisivo anche quando crossa, con una palla però di grande intelligenza e furbizia, perché il numero 17 bluceleste la mette forte, rivediamo, e tesa dopo la grande giocata di Kautz, sperando in una deviazione. Qui Crescenzi non può neanche intervenire, la tocca praticamente di bacino e la mette dentro, ma alle sue spalle c'era un Capogna pronto a intervenire. Nella ripresa il Lecco parte fortissimo, Capogna no look dentro per Dudu Mangnici, a Kautz che accompagna, mette a sedere Solini e poi l'esterno sinistro meraviglioso per battere Facchin. Dudu Magni fa il 2-0 dopo 3 minuti nella ripresa, il Lecco meritatamente raddoppia. Lecco padrone del campo, il Como accuserà anche il colpo dopo questa rete, ma grandissimo micidiale contropiede del Lecco. Capogna fa una cosa meravigliosa con il passaggio no look, poi ci pensa Dudu Magni, mette a sedere l'avversario, poi con l'altro piede di esterno un cioccolatino per battere Facchin in uscita. Il Lecco però è nei piedi di Riccardo Capogna, che qui va via di potenza, di qualità, di tecnica, di cuore, si avvicina al limite dell'area, sterza centralmente, poi lascia partire un destro sul palo lontano a giro e fa il 3-0. Riccardo Capogna vede il Como e si scatena con un problema muscolare patito nel primo tempo, fa il 3-0, festeggia la panchina bluceleste, tutti i giocatori su Ricky. Capogna che con questo destro meraviglioso batte Facchin, il Como subisce un 1-2 terrificante e sparisce dal campo. C'è solo Lecco che continua a giocare, Lecco che si diverte, ben messo in campo dall'Agostino. Azzi dalla sinistra si accentra il numero 7 bluceleste sul palo corto, costringe Facchin agli straordinari e gli nega il quarto gol il portiere del Como, ma il numero 7 bluceleste è un esordio nel migliore dei modi. Ancora palla in verticale per Iocolano che qui approfitta della giocata di Crescenzi che vede le streghe tutta la sera ma non riesce a battere in questo caso il portiere avversario. Grande partita di Iocolano, grande partita di Riccardo Capogna che lascia il posto a Ferdinando Mastroianni che entra dalla panchina. Applausi per Capogna, decisivo come all'andata. Ancora Lecco dalla destra, la palla per Iocolano che si muove veramente senza guardare i compagni e poi va dentro a botta sicura, ma Mastroianni ci mette lo zampino, anzi forse il ginocchio, per ribadire in rete il poker bluceleste al 77esimo.
Abbiamo la certezza che la palla di Iocolano potesse entrare, ma Mastroianni è lì al posto giusto dove deve essere, il centravanti blu-celeste, appena entrato. Grande la giocata di Iocolano che segue il passaggio del compagno senza neanche guardare, con i tempi giusti, l'inserimento senza palla. E poi l'assistenza per Ferdinando Mastroianni. Facchin vede le streghe, guarda il guardaline, ma insomma, quindi ci prova intanto dall'altra parte Ferrari, l'unico tiro nello specchio della porta del Como nella ripresa, scheggia il palo esterno. Como che veramente non ha visto praticamente palla nella ripresa, schiacciato da un Lecco sontuoso che vince il derby 4-0 ed accorcia in classifica ora la squadra di D'Agostino, a -3 dal terzo posto, a 9 punti a questo punto della stagione, dalle due squadre in testa come Renate, festa meritatissima per i giocatori blucelesti che si abbracciano.